Grazie. Abbiamo una telefonata, da dove chiama? Pronto, buonasera, chiamo da Rovigo, mi chiamo Arnaldo. Prego. Volevo intervenire in merito alla discussione importante che state affrontando questa sera. Sia ben chiaro che i vostri ospiti secondo me sono ospiti importanti, ospiti anche intelligenti, mi piacciono tutte e due, sia Borile che il rappresentante della Calzavara. Lega. Calzavara, sì, io non l'ho mai visto, non lo conosco, quindi mi fa piacere averli sentiti. Mi piace molto anche Borile, lei è una persona intelligente, capace e piacevole, anche a me piace molto, sia ben chiaro, e ho la sensazione che in questo momento sia nella parte sbagliata. A settembre-ottobre a Veneto, Lombardia, Liguria verrà chiesto di pagare il conto, capisce? Cioè, e come può questo Stato aiutare queste regioni che hanno assolutamente bisogno di rilanciare anche la nostra struttura industriale, la nostra struttura commerciale, la nostra struttura artigianale. Borile potrebbe essere a Roma, Cristo, che cosa fa lì a Venezia? Borile ha una capacità, a mio avviso, che deve star là, deve andare a Roma. Adesso lei, direttore, ci ride su e crede che io scherzo. Io sono No, volevo rivolgere poi queste sue considerazioni a Borile, no? Quindi sentiamo Borile, che cosa ci deve andare a risponde. rappresentare Veneto a Roma, ma non gli danno spazio. Direttore, mi creda, a uomini così veneti che portano via da Roma per portare qui, non gli daranno mai spazio. È questo che mi spiace a me. Grazie. Borile, beh, nel suo tempo complimenti, però anche sotto emerge quello che lo telespettatore vede, cioè una classe dirigente che non è particolarmente in grado di affrontare i problemi. A me dispiace che tutto quello che si sta facendo a Roma non venga in un qualche modo percepito. È vero che adesso noi siamo stati in un momento, siamo stati travolti da un'emergenza, l'ho detto anche prima, fronte alla quale nessuno era pronto a gestirla, nessuno assolutamente. E ci siamo trovati nelle condizioni di attivare dei meccanismi a nostra disposizione. Ricordo che l'Italia è un paese indebitato ed è indebitato più della Germania, il rapporto debito-PIL è del 155%, a differenza della Germania del 60%. La Germania può permettersi di trasferire dei soldi a fondo perduto, l'Italia questo non se lo può permettere. Quello che noi possiamo e abbiamo cercato di fare è creare delle garanzie. Poi ci siamo scontrati contro la burocrazia bancaria, che quello è un altro tipo di problema. Io sono anche convinto, guardi, a prescindere da Roma, anche in Veneto ci sono moltissimi appartenenti anche a quello che è il mio movimento. Io penso, e lo dico guardi fermamente, io non sono né un uomo di destra né un uomo di sinistra, ma perché una persona che si mette nelle condizioni di amministrare una città, un comune, una regione, non può non prescindere da prerogative oggigiorno sensibili alla sinistra, come le classi sociali più deboli, come una progettualità ecosostenibile e allo stesso tempo anche attingere, orientarsi verso quello che è l'attenzione all'imprenditoria. Un buon senso oggigiorno deve esserci, quindi questo dualismo destra-sinistra per me è superato, totalmente superato, e ci vogliono figure che sappiano convergere. Concludo. Allora, guardi che in Veneto effettivamente lei dice il Movimento 5 Stelle ha poco da dare in Veneto. Io non sono convinto di questo. Guardi che le battaglie che i miei colleghi qui in Regione hanno fatto e anche a livello comunale sono delle battaglie emblematiche. Nella zona di Vicenza siamo stati i primi noi a sollevare la questione dell'inquinamento FAS, che è il disastro ambientale più grande d'Europa. Prendo la telefonata.